Grazie a Federico, grazie a Dutis, a Duic per essere presenti e grazie a Marisa Sestito, che è una persona che di tanti anni, come è stato detto, si occupa di letteratura, ma non nome di letteratura, ma anche di duce che al compet gli sfiguris che si lasciano attraversare dalla letteratura. E le protagoniste di Usgnot ovviamente è un personaggio che è tanto ben definito in dai suoi studi. Sarà una serata totalmente al femminile, quindi io sono l'unico forest dalla situazione, perché Cora Slocum ovviamente era una femmina grande, Patrizia e Nilla sono voci femminines. Il mio compito è che in un'introduzione vorrei alle svelte di pitturare il parcè e dopo l'intervento, il primo intervento di Marisa, di Ciri di là a cerchiare e a individuare che sa tre femmine, quindi non le femmine grandes, non le femmine che venivano anche di un contesto che poteva dare loro le opportunità di fare, c'è tante robe importanti che hanno fatto, ma le femmine dal popolo, che venivano su dai borghi e dai paesi e ci di capire c'è tipo di vita che menavano e c'è tipo anche di anime che avevano, che non era di band ovviamente, anzi di spesso era di un profilo, un evore incredibile, un evore grande e importante. Allora, una pennellata veramente veloce sul Friul di quel team, il Friul al team di Cora. È un laboratorio, potrei sentire così, però un laboratorio c'è tanto stramp, perché è pieno di cortocircuiti, pieno di contraddizioni. Dicono che le tragedie che dal 1966, non per essi anti-savoiard e anti-italiani, però quando arriva l'Italia dal 1966, trattato di Cormons, il Friuli ha smesso di essere il cur dell'Europa. Ha smesso di essere il cur dell'Europa, lo era. Perché dentro le sue Asie dall'imperio austro-ungarico aveva una rete di relazioni per la quale Udin era sul stesso plan di Cracovia, di Lublin, di Lubiane, di Zagabria, di Praga, di Vienna, e quindi respirava una dimensione che era una dimensione europeana, ovviamente. Conduce che al compet e l'uvio darin dal mio secondo intervento. Questo in D-Science, nome in D-Science, dal 66 al 76, podem dire, e dal principio dagli anni 80 al dovente veramente tragico, al parte una condizione economiche spaventose, chi di no. I contadini si attaccano a fare veramente le fame, le condizioni di mezzadria è una condizione quasi diricata davanti di un paron che è latifondista e che altira sempre le borse e quindi da situazioni dai colonos come chi si incumò veramente l'orizzonte era un orizzonte un evore miserabile di una miserie che rasentava di spesso la disperazione di una banda la inte va anche mo a Toro cui ciuculus di len la famè è una famè patriarcale dentro della famiglia patriarcale le componenti maschie è una componente che decide ma anche dal Friul di Sin della Plane dal Friul della Bassa vi che investite in te zone dalle alte te zone della Chiarnie la situazione era differente per altri motivi queste forti migranze fa sì che di spesso gli femmini restino di bessolis sostanzialmente. Ma il cortocircuito interessante è che sul finì dal Vocente, gli ultimi design del Vocente, una città come Udin è che a essi le capitali della modernità, anche all'interno del Stato italiano, dal nuovo Stato italiano che è arrivato di un colpo, di un'escloppettata. E questa è una roba curiosa, perché se tali campagne si chiamava anche mo, qui ciuculus di Len, Udin è una delle prime città che diventa la Ville Lumière e viene completamente illuminata. L'illuminazione di Piazza Vittorio Emanuele, al Timp, come Piazza Libertà, a Udin è addirittura dagli anni 80 dal Vocente. I studi di Malignani acclameranno chi Edison, la ditte peade alla figura di Edison, si tornerà a Tabà,
e Siemens, quindi figure che dall'ambito tecnologico hanno veramente un nome e una rinomanza, un'importanza che è per da buon internazionale, quindi assomè strani. Pensate là a Resie e di viodi gli femmini scagirin anche mo cui gabanos lungs, vistudes di neri, col sial neri e col fassolet sui chiavei, tale quale a menone qualche anno più tard, non era quasi cambiato niente, la viscosità del timp, e invece a Udin la bella società italiana, e non nome italiana, che per esempio dal 1903 e ven per la grandissima fiera campionaria, là che i prodotti proprio all'apice importanza dall'agricoltura e dalle industrie, avvengono mettus proprio perché podin essi chialas di un'attenzione di compradors che sono internazionali, che non sono un nome peas al locale. Insomma, in queste realtà di migranze, di miserie, ma anche di interesse, di investimenti di capitali dall'industria e quindi anche podin di dagli accademici, dagli scuole professionali, dalla possibilità di crescere anche da un punto di vista culturale, e nos dà un profilo di un'etiere che è c'è tante contraddittorie, e là che è la contraddizione per solito al naso un elemento di interesse, al naso una frizione. Ecco, in questo clima capita in Friuli una figura che veramente rappresenta un unicum, sia per il suo profilo umano, per il suo profilo culturale, anche per la voglia di spindersi in una maniera che definire sociale all'epoca il suo nome come i cirarin di compitalu ben Jenfri le conte biele approfondite e le ricerche dalla professoressa che come i passi le per aule. Prego. Grazie. Buonasera, passiamo alla lingua 2. Io vi parlerò in italiano, però ho capito tutto. E tra l'altro una delle cose molto interessanti è che le cose che tu dicevi, molti punti, ma soprattutto quello legato a Udine, ritorna proprio, c'è una parte della lettura con cui chiuderemo questo incontro in cui Cora parla proprio di Udine e la descrive in questo modo assolutamente strepitoso. Dunque, parlare di Cora non è facilissimo, perché sono talmente vasti i suoi interessi, non solo gli interessi, ma i progetti che riesce a realizzare, muovendosi tra l'America dove è nata e l'Italia, che io cercherò in questa chiacchierata di 20 minuti di sintetizzare, di indicare i punti fondamentali. Ovviamente non riuscirò a toccare tutta questa ampia gamma di interessi, di ideali, di valori che Cora non si stanca di portare avanti e di cercare di trasmettere conoscenza, trasmettere formazione. Dunque Cora credo che tra l'altro rientri bene nella prospettiva del magisterium, no? che in qualche modo è la linea guida di questa edizione di Enfile, perché è davvero maestra, perché per lei appunto la formazione e la conoscenza sono assolutamente centrali. Cora colpisce per la sua intelligenza, per il suo coraggio, e per una qualità che devo dire si sente nominare sempre di meno, che è la bontà. Cora non gira mai la testa dall'altra parte, se vede necessità, bisogno, miseria, interviene con progetti che sono davvero, davvero strepitosi, che cercherò di elencarvi brevemente. Cora nasce appunto in America, a New Orleans nel 1862, in una famiglia notevole per cultura, per agiatezza.
che le trasmette dei valori che diventeranno davvero delle linee guida nella vita. Direi che i due valori più importanti sono la filantropia e il pacifismo, di cui appunto Cora farà tesoro. È una famiglia che tra l'altro gode di un'apertura mentale piuttosto straordinaria, nel senso che mette Cora adolescente nelle condizioni di conoscere il mondo. Cora a 13 anni fa il primo viaggio in Europa, primo di molti viaggi tra l'altro, tant'è che a 21 anni si iscriverà all'Accademia di Belle Arti di Monaco, dove affina questo talento artistico davvero notevole. Europa vuol dire naturalmente più frontale così? Europa vuol dire conoscenza delle lingue. Oltre all'americano, Cora conosce il tedesco, il francese, l'italiano. Vuol dire conoscenza di culture, apertura della mente, confronto, e vuol dire soprattutto incontro con De Talmo Savorgnan di Brazza, di cui si innamora e che sposa, totalmente incurante della differenza di età. De Talmo, a parte che con De Talmo lei entra in una famiglia di nuovo prestigiosa, ricordo soltanto Pietro, l'esploratore del Congo, Filippo, il botanico con cui Cora a breve collaborerà, ma soprattutto De Talmo, che è una figura di grande interesse, nel senso che è un ingegnere, è un inventore, tra l'altro un inventore che non trae mai profitto dai suoi brevetti, li mette a disposizione, appassionato di astronomia, di musica, e soprattutto un compagno straordinario, nel senso che a Cora dà amore, dà rispetto e dà solidarietà costante, la sostiene in tutti questi progetti, e vedrete quanti sono, lei è sempre accanto, quindi proprio un punto di forza. De Talmo significa anche Friuli, cioè con lui Cora ovviamente conosce le città d'arte, conosce Roma, ma non conosce il Friuli, e arriva in Friuli. E vedrete in questa lettura finale ci sono queste parti dedicate al Friuli che sono struggenti, proprio per la bellezza che lei coglie, la natura, i campi, i vigneti, i gelsi, e contemporaneamente però c'è anche amarezza, proprio per il discorso che faceva Angelo, perché lei coglie la durezza della vita contadina, una vita grama che costringe una percentuale molto alta della popolazione ad emigrare. Il suo sguardo si ferma soprattutto sulle donne. È la loro condizione che più le sta a cuore. Ed è molto interessante come, introducendosi nel sistema patriarcale a cui faceva riferimento Angelo, lei non si scontri mai, ha questa capacità di aggirarne gli ostacoli e di convincere, di persuadere il pater familias che se le donne, le ragazze, le bambine possono usare il loro tempo libero, ne possono trarre profitto. Ci può essere non soltanto la formazione ad apprendere un mestiere, che è quello delle merlettaie, ma di trarne profitto, di avere una fonte di reddito. E in un modo o nell'altro convince appunto la popolazione maschile che questo è possibile. Le sue scuole funzionano molto bene. Scuole di Merletto sono scuole cooperative di Merletto, che nascono a Santa Margherita del Gruagno, ma poi avranno altre sedi, in cui c'è questa attenzione proprio a una precisione del lavoro, a una acquisizione di strumenti
che ovviamente danno autonomia, danno affrancamento. Ci sono dei modi in cui lei parla di queste scuole che fanno veramente venire in mente progetti pedagogici moderni, so, il lifelong learning, come le bambine entrino nelle case delle invalide e le invalide apprendono questi strumenti, no? come lavorare ai merletti, e diventano loro stesse contribuiscono al benessere familiare, non si sentono più un peso. Quindi degli atteggiamenti e delle soluzioni assolutamente moderne. Ora in Friuli non fa solo questo, perché fonda il laboratorio dei giocattoli, promuove le fiere di emulazione agricola, quindi che puntano proprio alla cura dei prodotti, che possono vincere dei premi per quanto umili siano. Convince i Delser a iniziare questa produzione industriale dei biscotti, convince suo cognato, il botanico a cui mi riferivo prima, a commercializzare le violette di Udine e di Brazzà, violette che attraversano il mondo, cioè che arrivano ai mercati di Alessandria d'Egitto, di San Pietroburgo, di New York, quindi di nuovo opportunità di lavoro. E perché? Perché lo scopo, il tentativo, lo sforzo di Cora è quello di frenare l'emigrazione. E questo lei lo dice molto chiaramente. Tornerò poi brevemente sull'emigrazione, perché i progetti, anche in quel campo, le sue elaborazioni, sono davvero stupefacenti oggi. E non solo questo, perché non è soltanto una istituzione di scuole che funzionano, che vengono frequentate, che hanno molto successo, ma c'è la necessità per Cora di trovare mercati, di promuovere questi prodotti, di farli acquistare. Forse quindi partecipa a fiere, a esposizioni, vincendo medaglie d'oro, d'argento, ma forse il momento più interessante da questo punto di vista è la sua partecipazione nel 1893 all'Esposizione Universale di Chicago, in cui appunto tiene questo straordinario discorso che farà parte della conclusione di questo incontro, in cui ci sono come due forze motrici. Una è un'espressione di un'emozione molto intensa, che è amore verso le sue donne, verso le merlettaie, che lei chiama appunto le mie amate, laboriose donne pazienti. E dall'altro, con la presentazione del Friuli, sentirete le parti, sono bellissime, e contemporaneamente c'è l'attenzione a quel pubblico americano perché ammiri quei prodotti, perché li apprezzi, perché li acquisti, e ci riesce nel senso che apriranno dei punti vendita e temporaneamente riesce addirittura a far abbassare i dazi dal 60 al 15%. Ecco, pensiamoci oggi, no? Ecco, quindi questi anni 90 che la impegnano molto anche in un altro settore, che è quello appunto che si lega al passato lontano che lei ha continuato a coltivare, quello del pacifismo. Collabora con il Bureau International de la Paix di Ginevra, viene eletta in America presidente del Comitato per la Pace e l'Arbitrato, frequenta Bertha von Suttner, premio Nobel per la pace del 1905, conosce Alfred Nobel, disegna la bandiera della pace usando i colori bianco, giallo e viola, perché non appartengono a nessuna bandiera nazionale.
Quindi, cioè, con appunto questo spirito, questa intelligenza di cui parlavo, questo talento che lei mette a frutto in settori molto diversi. Ma nel 96 compie forse la sua impresa più memorabile e davvero incredibile. Parte dal Friuli, arriva in America, perché un'immigrata italiana, Maria Barbella, è stata condannata a morte. E qui, prima di entrare proprio nello specifico, riflettevo che probabilmente è proprio il fatto che Maria sia un'emigrante che mette in moto questa straordinaria energia di Cora. Emigrazione, appunto, che resta per lei un tema costante e la porta a elaborare un progetto di cui vi leggerei un frammento, progetto per l'istituzione di una associazione internazionale per la collocazione degli immigrati. In Italia ne parla con varie persone importanti, tra cui la regina Margherita. In America sottopone il progetto al presidente Theodore Roosevelt e sono delle parti stupende di cui lei parla dell'emigrazione, ma pensavo di leggervi questa parte che riguarda gli obiettivi. Scusate che c'è il gioco degli occhiali. Il nostro obiettivo è triplice. Primo, offrire sollievo ai quartieri europei sovrappopolati, stipulando degli accordi per trasferire i cittadini che desiderano iniziare una nuova vita in un altro paese. Secondo, indirizzare questi immigrati, una volta giunti a New York, verso centri agricoli e industriali, dove il loro lavoro risulterebbe in particolar modo necessario e sarebbe disciplinato da regolare contratto. Terzo, proteggere il singolo immigrato dai pericoli connessi all'arrivo in un paese di cui ignora totalmente le leggi, la lingua, gli usi e i costumi. Dunque, questo articolo verrà pubblicato in un'intervista che verrà pubblicata sul San Antonio Gazette nel 1907 ed è un progetto che Cora non riuscirà a realizzare tragicamente perché dopo qualche giorno, dopo l'uscita dell'articolo, Cora finisce in un istituto, una casa di cura per una malattia inguaribile che la fa uscire di scena, per cui per i 37 anni che le restano non avrà più nessun rapporto con la vita che è stata. Quindi io vi parlo di 20 anni di attività. Gli altri li passa agli istituti psichiatrici e poi a Roma, lontana dal Friuli, lontana da casa sua, lontana dalle persone che ama. Maria Barbella. Siamo nel 96 e il caso di Maria è un caso anche più importante per le cose che non sono immediatamente evidenti, nel senso che Maria dovrebbe essere la prima donna, lei è rea confessa di omicidio del suo seduttore, e dovrebbe essere la prima donna a morire sulla sedia elettrica. Ora, questo è una sorta appunto di punta dell'iceberg di un complesso di problematiche e di interessi vastissimi che oppongono Edison, corrente continua, a Westinghouse, corrente alternata. Le forze in campo sono talmente potenti e talmente interessate a quello che accade, questa è la cosiddetta guerra delle correnti, che addirittura cercano di minacciare di morte, cioè minacciano di morte Cora,
che sta tentando di richiamare in causa il processo nel quale Maria è stata condannata perché venga riaperto e si attiva per promuovere una campagna stampa con i più importanti, con i direttori dei più importanti giornali americani. Ci riesce e Maria verrà presentata in modo molto diverso sui giornali da come era comparsa durante il primo processo, in cui attraverso gli articoli, attraverso i disegni, sembrava incarnare il modello perfetto delle teorie di Lombroso. Maria diventerà tutt'altra cosa. Le minacce di morte non la intimidiscono, Cora continua sul suo percorso, anche perché il capo della polizia di New York le mette accanto un bodyguard eccezionale, Joe Petrosino, il poliziotto italiano naturalizzato americano, il nemico acerrimo di Mano Nera e mafia, che verrà ucciso a Palermo dalla mafia nel 1909. Cora riesce nel suo intento. Maria, attraverso la sostituzione del giudice corrotto del primo processo, attraverso l'ingaggio a sue spese degli avvocati più importanti che ci sono sulla piazza, Maria verrà assolta. Quindi potete immaginare che operazione. Ma il 96 è quello che io chiamo proprio un annus mirabilis dell'attività di Cora, della sua vita, perché riesce a realizzare anche un'aspirazione che in fondo la segue attraverso gli anni, che è quella di dedicarsi alla scrittura creativa. Quello che lei dice in uno dei testi che pubblica, sbrigliare la fantasia. E nel 96 a Boston pubblica 2 testi letterari, una pièce teatrale e un romanzo, estremamente interessanti entrambi, molto diversi tra loro, nel senso che la pièce, scusate, c'è un attacco di tosse, che la pièce si chiama farsa letteraria. Non è una farsa per niente, perché non c'è nulla di comico. Il romanzo si chiama Idillio americano, non c'è nulla di sentimentale o romantico. I discorsi sono estremamente seri, perché nonostante che il contesto, i 2 contesti siano molto diversi, da un lato ambiente aristocratico, alto borghese, protagonista una baronessa aspirante scrittrice, confrontata con un agente letterario maschio, dall'altra parte la tribù degli indiani Pima, in Messico, e il rapporto tra una ragazzina che serve nel modo più sollecito, attento e perspicace lo scienziato bianco. Bene, quello che unisce questi 2 testi è il cardine, il nucleo, il nodo centrale, che è il rapporto tra maschile e femminile, che in entrambi i casi è un rapporto assolutamente asimmetrico, fatto di meschinità, di sopraffazione e di ingiustizia. E quanto Cora tenga a questi 2 testi, ci fa fare anche un'altra considerazione, e qui chiuderò con l'ultimo frammento, nel senso che scrivendo queste 2 opere, e soprattutto il romanzo, è come se lei continuasse sul piano della scrittura a operare a favore della sopraffazione, a favore della condizione femminile, che ha perseguito attraverso tutte le azioni concrete che è riuscita a compiere.
Vi leggo questo breve frammento che costituisce la chiusura, la fine della introduzione che Cora permette al romanzo, che è un romanzo molto serio, anche perché è una sorta di ibrido tra scienza e fiction, nel senso che per descrivere questa vicenda ambientata nella tribù indiana, Cora si appoggia a tutta una serie di fa delle ricerche molto appassionate e lunghe, appoggiandosi per esempio allo Smithsonian Museum. Quindi nel romanzo c'è un appendice di materiali scientifici legati proprio alla vita, alla cultura dei Pima, e il romanzo è corredato da queste bellissime illustrazioni attraverso le quali lei appunto descrive accanto alle parole con immagini qual è quella cultura. E dice: il mio romanzo non è che la vecchissima storia della civiltà che cerca di impossessarsi di tutto ciò che ritiene prezioso e di scartare senza darsi pensiero ciò di cui momentaneamente non ha bisogno. Di anno in anno le foreste sono abbattute e bruciate, le erbe aromatiche sepolte dall'aratro. Si scavano canali e senza pietà si colpisce e si sfregia la faccia della natura come fosse il volto di uno schiavo inerme. Dovranno passare decenni prima che la mano salvifica dell'arte riesca a restituire l'antica bellezza. E tutto questo perché? Perché la stella polare dell'essere umano è stata la cupidigia e non il miglioramento solidale dell'umanità. Questa è Cora. Cora, come che non sa dite Marisa, è quintri Corint e va incontri a una situazione disperata. E probabilmente le sue genialità è che diponisi quintri dal marchiat, cioè quintri dall'interesse dal marchiat, che sdrumava gli feminis, li sdrumava dalla campagna, li sdrumava dentro dalla chiesa, ma e faceva sì che vivesse in una condizione di sfruttamento continuo anche in queste iniziative economiche di ponte e di grande novità che entravano in Friuli forse anche per la prima volta, o forse il Friuli era il primo a Pandiles, assieme a Moreat anche in te prime nostre conversazioni che i colonos con il professor Forte e il professor Tomada su une figure straordinarie come che di Jacopo Linussio, no? E si è parlato di smart working anche in una maniera simpatica de bande dalla Walter, però si dismente in de profonde situazioni di sfruttamento che rappresentava questo smart working. Perché per solito no, si pant questa grande intuizione di Linusso in Chiarnia che dopo ovviamente a dovente in tutto il Vocento e dopo tal Novecento alc di veramente importante, ma si dismente in di pitturale come Cahier, perché Linusso, e mi chiappi la responsabilità, però sono sempre quintri Corint come un salmone, allora era un sfruttador del lavoro femminile, perché gran sì Linusso, ma gran soprattutto per i suoi sacchettis. Perché gli feminis che lavoravano in chiese erano obbligate a fare gli rocchettis, alzare gli ambute, a muovere gli manutis, magari anche sburtati dall'omp paron, perché lavorassero anche in modi pui e perché apportassero in davanti un lavoro che era sia a chiese, ma permetteva di guadagnare sicuramente non loro, ma sempre che atmosfere oppressive dal patriarchiato che voi alle tornate tanti modi dalla rivendicazione per fortuna, ma ha una lidris una vore antiche e allora se di questa intuizione di Linussio noi riviamo addirittura a essi Brauros che insomma i studi di Antonio Zanon che arriva ad ore aveva addirittura Louis Pasteur che in Friuli, no? E che dalla filande di nuovissime concezioni di San Martin di Codroip
dal Palazzo Keckler, no? Un nome importante anche a Udine, Palazzo Keckler, ma non faceva altri che trasformare il lavoro della femmina in un lavoro che entrava dal marchiato, ma dalla banda e dal sfruttamento. Perché se in chiesa era sfruttate dall'OMP, dentro della fabbrica era sfruttate dal Paron. E chi non si stiampa? E allora ecco che forse, e dopo ispettare le considerazioni di Marisa, e sono sempre tan curioso di ascoltare e avessi in tutte precisione anche te argomentazione che ha, è un gusto ovviamente sentile, ma probabilmente il Coras Locum va qui in queste dimensioni. Proprio perché arriva a salvare le femmine dalla dimensione mercantile, economica e di sfruttamento. È una ricerca e un lavoro resint, purtroppo non fatte dai nostri studiosi locali, ma viene un lavoro di lontano, e viene da Repubbliche Ceche, che ha in mano certi documenti, anche per alla condizione del lavoro femminile in Friuli, là che si dice una roba che a me mi piace anche sempre ripeti. C'è anche che sono i dipinti di Gustav Klimt. C'è la sensualità delle femmine pitturate di Gustav Klimt. Sono quasi le espressioni di questo erotismo che rappresenta non un'idealizzazione, ma anche una potenza, no? Le potenze erotizzanti del corpo della femmina. E provate a stare attenti ai vestiti di queste femmine, che sono due di sede. Il vestito di Giuditta che tenta il chiaffo, la mano, il chiaffo di Loferne, è un gioco di disvelamento, no? Là che le sede giù con le forme dal segno e dal flanco. Ma al dis il ricercatore, si pensais o troppi smans di femminis, si sono bullidis dentro dalle aghe, gli sbigatis, no? Per arrivare ad ore a buttare dentro i cavaliers. Troppe ores vevino di stare in pins gli femminis dentro dalle fabbriche filandiere di nuova e recente concezione, perché veniva inclamati così, no? Dentro di queste nuove rivoluzioni industriali, che chiappe dentro il Friuli a plen, perché non è il paese del Friuli che non vedi in posizioni strategiche la Finlandia. Troppe ores vevino di stare in pins, non a abulissi gli mans, ma a sglonfarsi gli svenis, a lavorare in una situazione che era orrenda, perché l'illuminazione artificiale attinge ores e ores sotto dagli lampadinis dall'illuminazione artificiale, che la vin pandude con una certa bravura, no? Quando vin fevelà di cortocircuito, che vere, Udin, no? La Ville Lumière, i Prince Trams Electrics, le macchine elettriche addirittura, i Deadis, no? Di queste invenzione dall'usur, che facevano 16 km oraris e avevano un'autonomia di 60 km, i fevelin dal principio del Novecento, però che l'usur lì, doprat, e di e di gnot, perché il tempo a buon pro dal parone, quindi si lavora anche dai turnos di gnot, c'è molto in c'è maniera ti suavia li voi, in c'è maniera ti sladrosave fur dai ritmos della famè, trasformanti in un ingranaggio. Hai una cronaca dal principio del Novecento a Torre di Pordenone, la che è un centro di produzione importantissimo, no? L'imam, là che ha certificato che non nome gli femminis, ma soprattutto gli sfruttis, le bambine, miglior se a manco li do di science. Perché quei do di science attacchino a ve che i problemi che gli femmini se hanno ogni 20 volte se è possibile non sono neanche buoni di compensarsi in che maniera lì, allora se sono manco li do di science alle migliori. E il ruolo di questi fruttis sietains, votains, nufains, di science allora che di poter strissinarsi sotto dalle macchine senza che il parone al fermasse ovviamente la lavorazione, perché il tempo si sa è denaro e se le macchine si ferme il denaro cala, la produzione cala e là ad ore annetà che i refudums che rischiavano di fermare gli ingranaggi, specchiat che di spesso gli ingranaggi si fermavano perché le frutte venivano masanate dentro.
Ma d'altronde di spessi giornai anche i benpensanti e disevin con tante bocche da sfamare che ha la femmina furlana attorno alla mensa, una di meno è grazia di Dio. Ce l'hai che sono testimonianze anche di queste fatte, giuste per di una. Grande abilità di resistenza e capacità di resistenza che è quasi commovente, perché è vero che la storia è scienza umana, ma no, di spesso si dismentein dalla spieta umana, no? Io ripeto spesso ai miei studenti e agli studentessi, state attenti di non ridurre tutto a un grafico, a un numero, a una percentuale, perché da di un istogramma non vi odeis il sangue, le lacrime, la fadie, gli sblestemis, la miseria, la fame. Però se tu vedi le storie delle bande umane, come scienze umane, ti viene un gruppo che ti porta anche al riviel e anche sicuramente alla bravura in qualche maniera. Dal 1910-1915, in che anni salì, hai una percentuale di migranti sui lavori dalla sede e dal tessuto, da forza da Vualtris, a San Gial in Svizzera, là che era una grandissima impresa proprio di produzione di filati. Si conta che l'80% degli feminis emigrari in Svizzera da forza da Vualtris, l'80% degli feminis. Ben, ho vinto un articolo di giornale che è bellissimo, perché fa pensare a c'è tante forze che poteva avere le componenti femminine, là che gli operaris furlani, stiarnielis di forza da Vualtris assicciati e decidin di fare una collette, di ridurre il loro stipendio, che era sicuramente magri, un tic più pensi in Svizzera rispetto all'Italia, perché in Svizzera era in contrasto là che il rapporto per un operari era anche un tic più interessante, no? Un tic più tutelato. Ma a decidere di autotassarsi, perché gli compagni lavoratori in Francia, in una ditta similare, erano stati sparati fuori dal paron perché avevano avuto l'oltraggio di scioperare e di scioperare per svendicare i loro diritti. Allora io penso a queste fantaccine che sono partite dalla Chiarnia, che come che ha detto Marisa prima non conoscevano una parola di tedesco probabilmente, e sono partite di una situazione pesante, c'è tanti sacrifici verranno fatti come tutti i migranti, e sparagnati sulle ongole, sul momento, e non perdi tempo, e metti in bande e mandai i besi a casa. Ecco, loro e si sono autotassati per mandare i besi in Francia per aiutare gli compagni lavoratori francesi che erano stati licenziati. E la dichiarazione che fa su una di queste sfantate se ha questo tipo di tono e dice: è ora di finirla che noi altre donne dobbiamo essere obbedienti in casa al marito e in fabbrica al padrone. E se qualcuna di noi che non è di noi ma delle altre, qui sono le altre, viene a mancare dei suoi diritti, noi abbiamo l'obbligo di venir loro incontro. Che è una dichiarazione di lotta universale, o potresti dire che è veramente potente, che è veramente forte. E se è vero che l'80% della popolazione di Pantianins, dal principio del Novecento, emigra in Argentina, e soprattutto sono femmine che hanno manco di 16 anni, emigra in Argentina. E qua anche per la considerazione che vi ci di prima. E in Argentina non c'è nessun altro lavoro che ti passi cure di che hanno bisogno, e quindi puers, disgraziati, tibias, ti passi per strade perché avevano anche un po' più fame di che venivi a lavorare in Argentina, e dopo aver fatto queste pratiche entrano a lavorare agli ospedali, tra le stiasi di cure, si chiappa in cure di, e a cure di qualcuno. Ecco, tante di loro finirono a Buenos Aires. Scienza umana, ma più umana che non scienza, si fanno i cons con le anagrafe, troppe di loro sono diventate le maris di Plaza de Mayo, troppe di loro hanno insegnato ai loro figli furlani argentini, che forse talere miglior, che passi cure dell'umano, e per là, quindi qualsiasi forme di paronerie, che sia di politiche oppure che sia di economiche. Troppe di loro non hanno potuto tornare a casa il figlio desaparecido. Tante se la percentuale è che
l'80% di un paese che si trasmigra la via. Questa era la condizione del lavoro femminile, ma anche della capacità di ragionare per ore dal proprio lavoro. Non nome dall'ambiente del lavoro, pensate a manco, per esempio, all'aspetto del tabacco, no? Anche il tabacco, esattamente come il morare, come il fil di sede, ha permettuto all'economia dal Friuli di pararsi d'ogni in momenti di grande fame, di grande pore. Ma il Stato italiano proibive a un canolere paron di plantare il tabacco. Tu avevi 10 paron dalle lettiere per poter permetterti di plantare alc che dopo diventava monopolio di Stato, quindi era anche mo' poi pericoloso, no? Dal lavorare in tune filande. E allora c'è nassi ai contadini spurlans le idee, una delle prime idee di cooperative. Si mettono insieme col po' che hanno e comprano un camp e lo semenano a fuori di tabacco. E arrivano ad ore a fare al Stato col contrabbando. E il contrabbando lo veniva fatto dalle femmine. Massimamente in zone di Chiarnie, perché in Chiarnie sono i savei sta in confins, no? Sta in landris, là che le femmine si potevano quindi si con le complicità dei predis. Comandi? Sì, si plantava, gli splantis. Giusto, gli splantis. Ma la roba curiosa è che a manco parone volte le complicità dei predis. A lei un diario di predi che dice che ogni volta che veniva in su i sbiros, diceva così, lui suonava gli stiampanis, no? E il verbale di polizia dice, ma c'è tan religioso che sono i tiernieri. Cioè, ogni volta, no, che si suonano gli stiampanis per una situazione grande. Ho seri questi miei ultimi quadri prima di tornare a dare le parole sicuramente poi curioso e interessante a Marisa su di un elemento che di spesso al stampe, perché questa è già una situazione intollerabile, già una situazione di sfruttamento dentro della chiesa, fuori dalla chiesa, in fabbriche, però anche di una forte resistenza. Cadavente splendorosa, in Chiarnie, pensate a tan fortes che sono state le femmine speades alla chiesa del popolo di Pieria, in Talchianal, Valpesarine. Erano le femmine che ogni dei loro compagni gestivano la situazione del movimento anarchico. Lì, proprio in che zone, là che di qualche anno di bot sarebbe nascuta la Repubblica Partigiana di Chiarnie e prima in Chiemota, al 1933, si è celebrato un funerale anarchico per volontà di una femmina chiarniele, la Maria Solari, che ha voluto che il Somp, Giovanni Casali, morto copato per mano fascista, a Parigi, al Torni, a essi sepuliti, tessotiere, femmine. Quindi non nome tibiadis, ma anche savoltadis di dentro e insioradis di un pensiero come quel socialista e come quell'anarchico, modernissimo, che arrivava col lavoro e anche con le migranze. Questo è un elemento interessante. Ma un serie con queste ponte che emertaresse un studio, ma un studio forte, importante. Dall'archivio di Stato di Udine è una sezione con tanti cartolaris, ma veramente tanti, che è intitolata I minori discoli. Allora, i minori discoli sono che i frus di nessuno, generalmente di nessuno, oppure di pure int, che vengono inchiappati dalla sbirae, dalle forze dell'ordine, della polizia, perché delinquono, minori discoli. Se chiappais gli schedis dei minori discoli, si ne accorgeis che la loro condizione economica è disperante. Per solita sono figli di femmine che sono restate di Bessole, che non hanno nessuno che la protegge, nessuno. Le uniche possibilità di vita è che di là avendi alc che ti rindonge di chiams che non sono loro e quindi vadin a sgarfare fuori erbis donge dai chiams dai parons e c'è che arrivin a metti donge lo vendin rivendigole a Udin sulla piazza di Udin in maniere assolutamente abusive. Quando vengono inchiappati e portati in prigione, perché ovviamente pericolosissimi delinquenti, i figli si restavano senza nessuno e parvivi e robavano. E venivano inchiappati e mandati in istituti di correzione in Italia, soprattutto Torino, Milano, ma anche a Firenze, ma anche a Roma, e vi immaginate le situazioni di che spirus.
Il Marinelli di Udin, in un laboratorio che aveva in Maneata, l'ha seguito 2 o 3 vicende di queste frus. Una è una frutta che diventa, una volta che torna a casa, prostituta, e un design. E viene chiappata in flagrante dalla polizia con un giovane tenente, che l'aveva tagliato, una frutta di un design. Il tenente davanti al giudice al dice: vostro onore, non avete idea di quanto sia licenziosa questa bambina. Voi non avete visto come si strusciava contro i miei stivali. Io chiedo la protezione della corte, sapevo qui che han punito. Migo un pedofilo che l'aveva con le frutte e han punito le frutte, le piccinine. Allora, queste situazioni fa parte dal mondo che sta da ur di Cora. Cora ha una voce altissima che quasi tira una clappadoria quintri della vetrada, forte. Sares le ore di scrivere una storia sociale dal Friuli, che si ingrimpini, che ponti il dedo sulla vergogna, anche su queste vergogne, di spesso sepulite dalle nostre memorie, perché non fa braure una storia del genere, e dentro di una copertina dai archivios. Virgile e saresse un atto di coscienza, non tanto per loro, che sono venuti prima di no, ma per i nostri figli, perché che vengono in ogni comò, perché vedono un mondo più accogliente, umanamente più eticamente, umanamente più attento e importante, come che Cora tal suo tempo a Cirù di fa. Grazie. Pensavo che una cultura comune, perché io mi sono occupata a lungo della letteratura industriale dell'Inghilterra, quindi la prima rivoluzione industriale al mondo, quello che fanno con le donne e con i bambini, cioè, è impensabile, proprio perché hanno queste manine delicate, riescono, no? E quello che fanno con gli spazzacamini, prendono i bambini di 4-5 anni perché vadano su, perché possono pulire, perché sono piccoli, no? E siccome i bambini hanno paura, non vogliono salire, accendono il fuoco. Cioè, sono delle documentazioni su questo che sono terrificanti. Scusate, riparto con il mio... Ma devo fare la cataratta, poi dopo... Bene, e questo è il discorso a cui mi riferivo, 1893 Chicago, in cui appunto Cora vuole raccontare al suo pubblico e soprattutto alle donne che cos'è il Friuli, e trova questo modo davvero molto, molto interessante, molto suggestivo, usando il treno. Quindi usa come riferimento Venezia, che ovviamente è un orientamento conosciuto, per addentrarsi poi in una terra del tutto sconosciuta e misteriosa. Il treno espresso parte da Venezia alle 2 del pomeriggio e arriva a Udine, la capitale del Friuli, alle 4:20. Attraversa l'imponente viadotto che sovrasta la laguna blu, punteggiata di vele triangolari arancioni e rosse. Sulla destra vediamo le paludi di acqua salata e i torpidi canali placidamente addormentati, come combattenti esausti. Il treno attraversa le calde, floride distese venete, poi piega verso est e sembra perdersi nella verdeggiante pianura del Friuli, la patria o terra dei padri. Da qui fuggirono i Veneti 1000 anni fa, incalzati dalle devastanti orde di Attila il Sanguinario, soprannominato il flagello di Dio. Ora tutto è piacevole, prospero, placido, splendente nel sole, il grano ondeggiante nei campi, l'acqua increspata dei ruscelli. Le strade ordinate che portano ai fienili colmi sono ombreggiate da alberi imponenti,
Le case dei contadini sono grandi, i campi fertili, il bestiame grigio, grasso e sonnolento. Da ogni cosa spira una pace appagante. Il treno fischia 2 volte. Appaiono i sobborghi moderni di una piccola prospera città. Il passato sfuma nel presente. I 30.000 abitanti di Udine vi salutano con il frastuono di fonderie, cotonifici e mulini e di 100 altre industrie. Giovane vita, giovane impresa, è vostra la vittoria. L'Italia unita ha alzato il capo, più forte ora per il lungo periodo di sofferenza. Passiamo attraverso le porte turrite della città e guardiamo con stupore le fontane zampillanti, le luci elettriche, i bruciatori a gas, i tram, i fili del telefono curiosamente intrecciati tra gli antichi palazzi. Nella cittadella di Udine, secoli prima che i superbi baroni d'Inghilterra costringessero Re Giovanni a firmare la Magna Carta nel 1215, esisteva un Parlamento in miniatura che assicurava libertà e rappresentanza ai suoi eredi. La piccola patria può dunque giustamente vantarsi, come uno dei primi paesi in Europa, di aver avuto un'assemblea rappresentativa, elettiva ed ereditaria. Ma non possiamo indugiare. Il tempo vola e abbiamo fretta. Dovete incontrare la gente su in collina, vicino al castello, e imparare, prima di lasciarci, ad amarla un po'. La carrozza esce dalle mura all'altro lato della città e si allontana tra i vigneti e i campi di grano. La strada, bianchissima e coperta di pietrisco, su entrambi i lati la fiancheggiano fossati profondi e alberi di gelso, potati in forme grassocce e tonde. Ce ne sono a migliaia, filari su filari, a perdita d'occhio, e le loro foglie nutrono i bachi, perché siamo in Italia, dove si produce 1/4 della seta mondiale. I contadini in strada salutano con rispetto, ma le donne orgogliose, riservate e serie non fanno inchini se non vi conoscono. La stoffa resistente e morbida dei vestiti viene ricavata dai residui di lavorazione della seta, che vengono lavati, cardati, filati, tinti e tessuti in casa dalle donne e cuciti dai sarti di paese, che ne fanno abiti comodi e duraturi. È un tessuto, ahimè, che si va sostituendo con scadenti prodotti industriali, anch'essi lavorati dai sarti, visto che le donne sono convinte che solo gli uomini sappiano confezionare indumenti pregevoli. I cavalli si inerpicano attraversando villaggi pittoreschi e superano muri coperti di fiori, vigne verdeggianti, frutteti e boschi cedui. Dovunque scorci dell'incantevole paesaggio gremito di paesi attraggono l'occhio. La carrozza avanza lungo una strada sconnessa, fiancheggiata da vecchi alberi di acacia. In fondo, tra massicce colonne di pietra, si apre un cancello di ferro, avviluppato da glicini e rose, che incornicia con grazia un castello in rovina, su cui si arresta lo sguardo. Dalla torre più alta sventola la bandiera a stelle e strisce e il tricolore d'Italia, consacrato dalla croce bianca dei Savoia. Siamo arrivati a casa. Un suono gradevole di voci femminili carezza l'orecchio. In fondo ai gradini della scalinata si accalca una 50ina di ragazze. Sono molto ordinate, con grembiuli bianchi a maniche lunghe, graziosi fazzoletti. Sono le bambine della locale scuola di Merletto, che imparano a riprodurre i nuovi motivi e poi a loro volta li insegnano alle 150 compagne nei paesi vicini. Molte delle piccole hanno passato la mattina a scuola e le grandi vengono dai campi o dalle stalle, perché non appena possono scappar via si affrettano ai tomboli come a un gioco, vivaci e allegre come gazze. Non vogliamo che dimentichino quello che hanno imparato a scuola, e perciò ogni ragazza scrive nome e indirizzo sul merletto, oltre al prezzo e alla data in cui l'ha finito. Mentre lavorano, cantano arie popolari, canzoni a più voci, commoventi cori di guerra della giovane Italia. È bella la gente che vive in Friuli e ne parla la lingua. È robusta, perspicace, paziente.
Le donne non lavorano regolarmente nei campi come gli uomini, ma li assistono quando ce n'è bisogno. Impaurite come sono dai tuoni, quando risuona il fragore della tempesta, capita di vederle ammucchiate in preda al terrore, al riparo di un argine sporgente, strette insieme in preghiera. Le donne del paese, arroccato su in alto, che per prime vedono i nuvoloni solcare il cielo in rapido avvicinamento alle case, corrono al campanile a suonare le campane per far tornare i lavoratori dai campi. E sollecitare i vecchi a pregare. Suonano con vigore, convinte che provocando nell'aria un tumulto di suoni e riverberi, lo sterminatore può essere tenuto a bada. Quando il temporale è vicino, la preghiera della campana suona nitida e forte tra le raffiche del vento, cresce fino a diventare una supplica selvaggia nella furia che avanza, e quando scoppia la tempesta, il violento clamore prorompe in frenetica disperazione. Poi inizia il cupo rintocco della campana a morto, mentre fiori a brandelli e pezzi di rami sono sospinti, squassati, strappati da raffiche di vento e feriti da taglienti lastre di ghiaccio. Giusti emblemi per le morenti speranze della fatica dei contadini e per la sofferenza della natura prostrata. Poi le voci delle campane si affievoliscono in un tremulo singhiozzo che sembra estorto ai loro cuori di metallo per pietà della devastazione intorno. Ma all'ora del vespro, nonostante quello che è stato, risuoneranno di nuovo, chiare, per lodare Dio, a memoria dell'eterna sorgente, del sole, dei freschi germogli e dei fiori che di nuovo nasceranno. Come Heine, io strapperei il pino più alto dalle montagne e immergendolo nel cratere dell'Etna scriverei sul cielo il nome delle mie amate, le laboriose donne pazienti, per costringere il mondo a guardare. Come potete stupirvi se in questa grande occasione, il congresso delle nazioni che si sta chiudendo, ogni mio nervo è teso fino a strapparsi, la carne dimenticata, ogni corda del cuore vibra nell'ansia spasmodica di farvi udire queste voci attraverso la mia fragile voce. Gridano per avere la vostra amicizia, il vostro aiuto. Per loro vuol dire casa, figli, tutto. Non chiedono elemosine, vi offrono il loro lavoro, il prodotto dell'onesta fatica delle loro mani. Il mercato non lo vuole quel lavoro, lo scaccia con le macchine, che non sono mai stanche o malate o affamate, che non muoiono mai, ma che nemmeno hanno anime da perdere nelle tentazioni della povertà. Le fragili dita di queste donne, di queste bambine, competono con barre di ferro e macchine a vapore e tuttavia sperano, poiché i merletti e i tessuti nei quali intrecciano i sogni, le preghiere, i canti e le lacrime sono insuperati. Io non riuscirò a realizzare quello per cui sto lottando, ma voi sì, se solo volete. A voi affido il loro futuro. Sebbene sia appeso a una fragile trama di trina, sarà salvo se esaudite la mia preghiera. Voglia Dio che mai più posiate gli occhi su un merletto, per quanto modesto, senza il ricordo di quanto potete fare per le donne laboriose del popolo italiano.